Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie ai nostri ospiti che ve li presento subito. Ben ritrovato, benvenuto qui con noi in studio. La volta precedente avevamo fatto un collegamento. Emilio Viafora, segretario regionale del SUNIA della CGIL del Veneto, ben arrivato. Grazie, e ben arrivato anche Francesco Andrisani, segretario generale Fillea CGIL, lavoratori del legno, dell'edilizia e delle altre attività estrattive in generale. Ben arrivato anche a lei. La tematica cambiamento climatico, quali risposte? Sembra proprio incentrata sul momento, purtroppo. In realtà la CGIL già da tanti anni l'ha portata al centro dell'attenzione anche politica e istituzionale, anche qui nella regione del Veneto. La tematica è stata anche organizzata proprio dal sindacato della CGIL diverse settimane fa per parlarne quest'oggi. Poi purtroppo le vicissitudini sono andate come sono andate, quindi diventa un tema di estrema attualità. E analizzarla, seguire appunto quelle che saranno le elaborazioni che faranno anche i nostri interlocutori sarà estremamente interessante. In modo particolare, incominciamo con lei segretario, 2 parole però, perché questo in genere è lo spazio dello CGIL, ci seguono anche tantissimi pensionati. Fillea con il cambiamento climatico cosa c'entra? Spieghiamo bene, quindi anche il sindacato della CGIL Fillea che matrici ha, insomma, che valenza ha? La Fillea è il sindacato delle costruzioni. Siccome oggi sappiamo che una delle principali cause di questo cambiamento climatico è dettato o è causato dal consumo indiscriminato di suolo o dall'innalzamento delle temperature dettate in buona parte anche dalle abitazioni che sono energivore in Europa in generale, in particolare nel nostro paese, ecco che un sindacato che si occupa di abitazioni e di costruzioni ci sta a pieno titolo all'interno delle tematiche ambientali che oggi andremo ad analizzare. Segretario come SUNIA, quindi tutto quel che riguarda il mondo della casa, però ne chiacchieravamo anche prima fuori onda, lei tanti anni segretario generale della CGIL. E queste tematiche le avevate già preannunciate, non dico pronosticate, però insomma già preannunciate da tempo. Sì, ma perché non ci volevano grandi scienziati a capire che un paese fragile come l'Italia, perché noi abbiamo una fragilità idrogeologica diffusa, aveva bisogno di politiche di contenimento, e avevamo già avvertito che i cambiamenti climatici avrebbero influito sulle strutture produttive, sulle abitudini delle persone, e pensavamo che ci fosse bisogno di una politica sia nazionale che regionale che facesse i conti con questi mutamenti, con questi cambiamenti, perché noi rischiamo di compromettere un futuro lungo, perché i cambiamenti tra l'altro avvengono in maniera molto più rapida di quelli che avevamo previsto già qualche anno fa. Se pensiamo al Veneto, noi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni un innalzamento della temperatura che è oscillato tra 0,9 e 2 gradi, va bene? Per cui abbiamo fattori estremi. Era già prevedibile, bisognava mettere in campo, e bisogna mettere in campo, perché le risorse ci sono, bisogna realizzare tutte quelle misure che consentano appunto di affrontare questi cambiamenti climatici senza mettere in discussione la vita delle persone, il benessere sociale e soprattutto avere una società più ricca. Assolutamente. Torniamo, adesso voi interagirete perché avete entrambi una competenza qualificata al riguardo. Cominciamo appunto, abbiamo visto le slide che enunciavano quanto diceva il segretario. Cambiamenti climatici, gli effetti che ci sono in Veneto, quali sono e che ripercussioni hanno? Qui le vediamo, che temperature, altezze, vediamo un po' di enunciarle. Beh, innanzitutto noi ovviamente nelle slide che abbiamo predisposto si parla di innalzamento della temperatura, anche se, lo abbiamo scritto noi, ci fosse oggi qui in studio un esperto di clima, ai noi purtroppo ci correggerebbe, perché definire il 2022 l'anno più caldo degli ultimi 30 anni è corretto, ma in realtà è molto probabile che noi ci troveremo di fronte alla condizione per cui il 2022 è stata forse l'estate più fresca dei prossimi anni, un fenomeno assolutamente preoccupante e allarmante con il quale dobbiamo fare i conti. Le temperature si innalzano sempre di più, i ghiacciai si sciolgono e da lì anche la difficoltà ad avere approvvigionamento idrico. Aumentano a dismisura le grandinate, perché poi quando c'è lo sbalzo termico le diffidenze ci sono, le mareggiate sono diventate quasi la normalità,
senza andare a scomodare quegli avvenimenti più rari ma che stanno diventando sempre più frequenti e che hanno colpito anche la nostra regione negli ultimi anni, come il tornado che ha investito la Riviera del Brenta nel 2015 o la tempesta di Baia del fine 2018, l'acqua granda di Venezia del 2019. Quindi degli innalzamenti della temperatura, dei cambiamenti repentini di quelle che sono le condizioni climatiche che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Qui vediamo appunto delle slide significative di quello che è successo e dei 3 esempi che portavo prima, che stanno diventando una realtà e una quotidianità con la quale ci dobbiamo confrontare, ma soprattutto che dobbiamo contrastare se non vogliamo che la situazione diventi insostenibile e vivere nel nostro paese diventi sempre più complicato, e vedere scene come quelle che purtroppo stanno imperversando in tutti i media in questi attimi, e che vede alcune regioni italiane, in primis l'Emilia Romagna e le Marche, dover far fronte con un'alluvione come quella che è in atto e con perdite di vite umane, diventi una costante alla quale noi non vogliamo abituarci e non siamo rassegnati a dover in qualche modo cercare di contrastare, di dover farci i conti. E quindi i cambiamenti climatici in atto sono veramente tanti. Nel 2022 le statistiche ci dicono che ne abbiamo avuti 19 fuori norma, o perché ci sono state grandinate o perché ci sono state picchi di temperature in eccesso o mareggiate o cose di questa natura. Questa realtà che stiamo vedendo con le statistiche dal 2022 come un qualcosa di estremo, purtroppo per il futuro potrebbe diventare la quotidianità, e quindi capiamo che la situazione è veramente drammatica e bisogna invertire oggi la tendenza rispetto a queste cose. Segretario, qua appunto vediamo tra gli eventi estremi ci sono allagamenti, alluvioni, e qui riguarda tutta l'attività dei campi, l'attività anche agricola, riportandole alle attività produttive, le trombe d'aria, le fiche di vento, le costruzioni, quindi certo, anche modalità forse di concepire il costruito diverse, le grandinate lo stesso. Poi abbiamo eventi con danni alle infrastrutture, esondazioni e naturalmente le frane causate e così via. Tutto questo danneggia anche i lavoratori, oltre che le famiglie, le persone, i manufatti, ma anche l'attività lavorativa delle persone. La compromette, abbiamo visto fabbriche che sono state devastate, oltre che aziende agricole. Quindi c'è un qualche cosa che va a danneggiare anche la possibilità poi di lavorare, di realizzarsi nel lavoro. Sì, indubbiamente quando avvengono fattori estremi come quelli che stiamo registrando in queste settimane in Emilia Romagna o quelli che abbiamo avuto in passato, non c'è dubbio che se poi è compromesso l'impresa ed è compromesso il lavoro. Quello che è più generale, è compromessa l'economia nazionale, perché non facendo prevenzione e riparando e andando sempre a far fronte all'emergenza siamo costretti a fare enormi investimenti per affrontare non in maniera strutturale una situazione che potrebbe essere prevenuta. Tra l'altro i cambiamenti climatici e anche come si chiama dipendono da una serie di politiche sbagliate sia sul terreno di governo del territorio sia sul terreno delle politiche sia abitative sia industriali, perché noi dovremmo favorire minore consumo energetico attraverso non solo le abitazioni ma anche gli elettrodomestici, dunque una produzione, dare la possibilità alle persone di avere diciamo elettrodomestici che consumino meno energie, case che consumino meno energie. Abbiamo bisogno di una diversa organizzazione delle città perché ci sia meno mobilità, ci sia meno inquinamento, ci sia meno, e abbiamo bisogno di fare politiche anche di uso del territorio che siano più lungimiranti, cioè adesso basta il Veneto della città che ha consumato più territorio nonostante ci sia una legge che teoricamente è regionale che dovrebbe limitare il consumo di suolo. Non facciamo i recuperi, molte aree rimangono svuotate, le aree interne non vengono curate, per cui tra l'altro questa è una grande occasione per il lavoro, per fare imprese nuove, per fare imprese moderne, perché non è vero che la trasformazione green della società produce meno lavoro, può produrre più lavoro e anche lavoro più qualificato, esatto, oltre a mettere in sicurezza. Io vorrei vedere quanto costerà la ricostruzione, diciamo, di quello che è avvenuto in Emilia Romagna
quanto impegnerà in termini di risorse. Io sono assolutamente d'accordo che, siccome si parla tanto di rivedere il PNRR, probabilmente bisognerebbe ricalibrarlo tenuto conto, diciamo, delle fragilità idrogeologiche del nostro territorio, non dimenticando che il Veneto è molto esposto, perché noi solo per una botta di fortuna, diciamo, si è concentrato tra Emilia Romagna e un po' le Marche, ma non è che si avviene un po' più al nord, diciamo, cioè, e trova una situazione migliore, ma è tutto il paese in questa condizione, e dovremmo porci il problema sia come cittadini sia come istituzione. Noi lamentiamo il fatto che, al di là di quello che si dice, ma scusate, dobbiamo aspettare un'altra alluvione per cominciare a fare le raccolte d'acqua? Infatti, infatti un messaggio è arrivato: buongiorno a voi, si doveva intervenire tanti anni fa, gli avvertimenti sono stati dati molte volte, diceva 2015, quindi ormai sono quasi 10 anni, ma come sempre in Italia domina un menefreghismo cosmico, il peggio deve arrivare, e hanno detto che prossime annate saranno di altri eventi estremi, come anche accennava lei. No, si accentueranno, perché noi siamo di fronte a una sorta di tropicalizzazione un po' del paese. Per cui bisogna mettersi nella logica di come prendere atto della realtà e cominciare a fare quelle politiche. Parlavamo poco fa insieme al segretario della Fillea, a Francesco, ma scusate, ma perché non facciamo la raccolta delle acque? Visto che le acque si concentrano in periodo limitato. Come si faceva una volta. Ma come si è sempre fatto, come hanno sempre fatto, ma fin dall'antichità. Cioè, si è sempre pensato che l'uso dell'acqua è un elemento fondamentale. Non dimentichiamo che in era moderna la guerra che c'è in Medio Oriente tra, per esempio, israeliani e palestinesi è sull'acqua, perché il futuro dell'umanità si gioca sui beni essenziali, ecco, e l'acqua è fondamentale. Certo, bravissimo, dopo passo la parola anche al segretario. Ma lei, che ha avuto questo ruolo istituzionale regionale cardine e si è relazionato proprio in virtù di questo, come anche lei, che ha un ruolo importantissimo a livello delle istituzioni, non solo del territorio regionale ma anche nazionale, e queste cose le avevate già dette, che tipo di obiezioni ha trovato, ha incontrato? Per spiegare ai nostri telespettatori perché si doveva fare, ma che step ha dovuto affrontare, tanto allora, che le cose sono cadute un po'. Guardi, basta vedere la dichiarazione che ha fatto ieri l'onorevole Salvini, e lì c'è la dimostrazione di come funziona il mondo, perché dice: ma vabbè, la colpa però è che non abbiamo potuto fare gli interventi perché ce l'hanno impedito gli ambientalisti. A me non è mai avvenuto una cosa del genere. Cioè, gli ambientalisti sono posti il problema sempre, per esempio, rispetto alle grandi dighe, rispetto per esempio a immaginare il ponte di Messina sullo stretto, ma non è che hanno bloccato i piccoli invasi, le piccole cose. Per cui non c'è stata mai un'opposizione dichiarata, perché si è sempre detto che invece questi interventi bisognava farli, no? Come in Regione Veneto. Il problema è che c'è una pratica, però, perché sono opere queste che immediatamente non ti danno consenso, e siccome abbiamo una classe dirigente che gioca essenzialmente su come capitalizza nell'immediato il voto e non pensa alle future generazioni, non pensa al futuro, è tutto quanto concentrato sul presente, di fatto noi queste politiche non le mettiamo in atto, perché sono meno, teoricamente sono meno redditizie, invece sarebbero molto più importanti. Porto un esempio e poi chiudo. C'è stato il fenomeno Vaia. Bene, un fattore estremo, però, che ha distrutto ettari e ettari di bosco. Qual è la politica che noi facciamo per la salvaguardia del patrimonio boschivo, dell'utilizzo del legno, delle culture agricole? Perché sono una parte fondamentale di tenuta, certo. Perché fattori di quel genere, come sono avvenuti in Emilia Romagna, sono anche perché a monte le acque non sono più irrigimentate, non c'è più una politica agricola e delle aree interne significativa. Dunque è tutto quanto un intreccio sul quale dovremmo ragionare, sapendo che dobbiamo consegnare alle future generazioni un paese che ha delle potenzialità enormi, ma deve saperle poi far fruttare. Invece abbiamo una classe dirigente, istituzionale e politica, e non voglio in questo momento aumentare il livello di polemiche, però che oggettivamente, cioè, Certo. finanzia magari tante fiere per promuovere il biscotto,
va bene, e non si preoccupa di vedere come finanziare tanti studi e tanti interventi per fare in modo che il territorio venga salvaguardato. Assolutamente. Adesso do la parola anche a lei. Sì. Tra l'altro proprio abbiamo sempre anche delle foto interessanti, perché quando parlava lei di cambiamenti climatici vediamo anche il discorso per esempio sul ghiacciaio della Marmolada, dove è successa un'altra tragedia a proposito di tragedie, ma le vediamo subito dopo la pubblicità, quindi tra pochi secondi. Allora, segretario, adesso chiedo a lei, intanto facciamo vedere questa foto che avevo preannunciato, che ci avete prodotto, perché è anche molto importante, quella del ghiacciaio appunto della Marmolada, a proposito di questi cambiamenti climatici. Abbiamo visto poi le disgrazie che possono capitare. Certo. E le ripercussioni, prego. Sì, effettivamente l'effetto principale del surriscaldamento delle temperature determina poi il venir meno di quelli che sono ghiacciai storici, che perenni del nostro continente, non solo, della nostra nazione, che portano poi alle frane come quella che abbiamo voluto evidenziare in questa slide, che ha visto un distaccamento di una falda importante del ghiacciaio della Marmolada, con la frana poi che nel luglio del 2022 ha avuto le conseguenze di cui lei adesso parlava, ed è evidente che questi fenomeni saranno sempre maggiormente frequenti nel nostro paese e non solo, e porteranno col venir meno di quelli che sono i ghiacci perenni, a un ulteriore problema legato alla siccità e all'approvvigionamento idrico di cui prima anche Emilio parlava, verso il quale bisognerà inevitabilmente cercare di dirottare l'attenzione della politica per dare delle risposte necessarie al territorio. Anche perché questo rischio climatico comporta anche delle ripercussioni di carattere economico-finanziario che voi avete analizzato. Sì, riporta delle ripercussioni di carattere economico-finanziario, perché in parte, lo diceva già Emilio, bisogna intervenire per mettere a posto i disastri, e noi già in tempi non sospetti, da anni, abbiamo prodotto studi che sono stati pubblicati. Vediamo infatti la slide a questo riguardo, prego. Esatto, sì. Rispetto al quale prevenire quella che può essere una catastrofe costa molto meno che rimediare poi i danni di quello che può succedere, perché se una manutenzione non viene fatta di un'idrovora, è auspicabile, è prevedibile che prima o poi basta una pioggia torrenziale, neanche anomala, per mettere in difficoltà quel territorio, con le conseguenti perdite poi di quelle che possono essere o anche posti di lavoro per periodi transitori, finché le cose non si mettono a posto, nei quali è necessario intervenire con sovvenzioni pubbliche per poter dare risposte lecite, giuste e ovvie ai lavoratori, e anche incentivi magari per far riprendere le attività lavorative. E di conseguenza tutto quello che di fatto viene lasciato in balia degli eventi, quando poi questi eventi si verificano, ha dei costi importanti sulla collettività, molto superiori, e soprattutto si porta dietro, lo so, è brutto da dire ma va detto, delle volte anche la perdita di alcune vite umane, perché quando non si fanno questi interventi e poi arrivano le catastrofi, oltre il danno superiore dal punto di vista economico, si ha anche la perdita di qualche vita, che è forse la cosa peggiore che possa capitare. E quindi dal punto di vista finanziario riuscire in qualche modo a prevenire e pianificare gli interventi, piuttosto che mettere a posto quello che poi si determina con le catastrofi che stiamo vedendo in questi giorni e che sono state frequenti e diventeranno sempre di più, è anticonveniente e antieconomico a livello proprio finanziario. Un attimo solo, leggo questo messaggio che è arrivato. Sì. Ci sono 21 miliardi da spendere per l'ambiente, ma la burocrazia rallenta ogni intervento. Sì. Per quanto riguarda il Veneto, sono state eseguite molte opere, a differenza dell'Emilia, dove sono decenni che si opera poco. Fare meno politica, per cortesia. Ma io vorrei rispondere, perché visto che forse interloquivo col mio precedente intervento. Sì, potenzialmente. Ma il problema non è l'Emilia e il Veneto. Se andiamo a vedere nella classifica delle società a rischio, io invito, non so chi ha scritto, del tutto legittimamente, ad andare a vedere gli studi dell'Istituto Nazionale Idrogeologico, che mette il Veneto più a rischio dell'Emilia Romagna. Non lo diciamo, non lo dico io per chissà quali finalità, e sono anche dispiaciuto, perché un telespettatore attento come il signore, mi fa piacere tra l'altro che abbia interloquito, dovrebbe sapere per esempio che quando parliamo di cambiamenti climatici
Il problema non è solo come irriggimenti l'acqua. Allora, lei parlava, quali ripercussioni economiche? Bene, quanto costa mantenere una stagione sciistica senza neve? Che significa in termini di economia per quelle aree? Cosa significherà nel lungo periodo? E ancora di più, noi sappiamo tutti quanti che soprattutto la delicatezza del grande patrimonio UNESCO delle Dolomiti è tenuta insieme anche dai ghiacci. È un problema che riguarda le Dolomiti e riguarda anche le Alpi, perché il terreno è tenuto insieme dai ghiacciai. Quando succedono, come è successo, frane tipo quelle della Marmolada, perché noi abbiamo una contrazione dei ghiacciai in Italia molto molto più intensa, va bene, è preoccupante, e dobbiamo pensare a quello che avverrà anche in termini che ripercussioni economiche ha quel tipo di intervento. È come quando ci sono le grandi mareggiate, c'è la distruzione degli impianti balneari, no? È economia. Non è solo intervento pubblico e nuovi... No, come si diceva anche, sono opportunità occupazionali. Sono opportunità occupazionali e imprenditoriali, dico io, che vengono messe in discussione. Per il resto io penso che non si tratta qui di dividersi. Quando ho fatto riferimento alla battuta di Salvini, perché mi è sembrato inopportuno di fronte a una tragedia di questo tipo dire una panzana di quel tipo, perché poi il ministro alle infrastrutture non dovrebbe dire. Ma qui non c'è destra, sinistra, centro. Il Paese dovrebbe almeno su alcune grandi questioni, difesa del territorio, difesa e governo del cambiamento climatico. Noi sappiamo tra l'altro che siamo una terra molto esposta sui terremoti, dunque quale edilizia, quale qualità, le misure antisismiche dovrebbero trovare una convergenza. Un grande piano di risanamento territoriale dovrebbe vedere tutte quante le persone impegnate, perché altrimenti si fa... Insomma, e poi non pigliarsela con la burocrazia. La burocrazia fa quello che la politica gli dice di fare, perché se noi immaginiamo che una volta c'è una manina, una volta c'è un calzino, una volta... sembra che tutto quanto è perfetto se non ci fosse la burocrazia. Cioè, mi pare una semplificazione un po' diciamo eccessiva, perché la burocrazia esiste in tutti i paesi, ma non è che nei paesi si va con la lentezza che si va in Italia. Però da noi comunque c'entra anche la tanta difficoltà. E poi questa burocrazia chi la sceglie? Chi li sceglie i dirigenti? Chi sceglie le burocrazie? Come li si fanno lavorare? Perché le professionalità ce l'abbiamo. Dunque il problema è sempre, come si chiama, rimanda al governo come è giusto, e i cittadini dovrebbero spingere in questa direzione, per cui il signore ha ragione, peccato che però il problema non è che riguarda l'Emilia, perché riguarda la Toscana, riguarda il Veneto, ha riguardato la Lombardia. Qualcuno dimentica che noi abbiamo per esempio scoperto l'uso delle acque minerali solo dopo che c'è stata la tragedia del Seveso, no? L'esondazione che ha determinato la produzione di diossine e via di questo genere. Dunque, cioè, avere una lungimiranza è necessaria. Chiedo a lei adesso un intervento, perché giustamente questa osservazione andava fatta alla luce di un messaggio, però stavamo parlando anche, e l'aveva detto anche il segretario Viefola, di consumo di suolo, ne aveva accennato anche lei. Voi avete fatto anche queste slide che avevamo messo in onda anche prima. Io chiedo anche alla regia se può rimetterle in onda, perché anche proprio a proposito del Veneto c'è un po' di consumo di suolo. Noi eravamo rimasti ancora che teoricamente non si sarebbe più dovuto consumare il suolo. Come mai continua? Vediamo anche i numeri nella slide. 11,9% di suolo consumato rispetto alla media nazionale del 7,13%. La regione italiana con la maggior superficie di edifici rispetto al numero di abitanti è la regione del Veneto. Allora, c'è stata un'inversione di tendenza e una diminuzione di quello che è il consumo di suolo rispetto agli anni prima. È evidente però che questi numeri che guardati in generale portano a una diminuzione di quello che è il consumo di suolo, possono far pensare o presagire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. In realtà siamo molto lontani da quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il problema di fondo è che purtroppo non è ancora cambiata quel meccanismo per cui si cerca in qualche modo di creare il nuovo e abbandonare l'esistente piuttosto che andarlo a recuperare e risanare.
E si può anche quando... abbattere, però si potrebbe può anche abbattere e ricostruire quello che non è Esatto. fattibile, quindi non impegnare nuovo suolo, ma recuperare il suolo che era già stato destinato, e lo abbiamo fatto con abbondanza e quindi non avremo necessità di rincarare la dose, e che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Questo lo si può fare e si è ricominciato a farlo già con degli interventi di carattere governativo che andavano ad incentivare questo tipo di interventi. Purtroppo però ultimamente le ultime scelte che sono state in qualche modo adottate hanno posto un rallentamento a questa inversione di tendenza politica che portava al recupero dell'esistente e alla riqualificazione dell'esistente. Mi sto riferendo al bonus 110% che poi sarà parte delle slide che abbiamo portato, e si cerca in qualche modo quindi di continuare a, non avendo più questa incentivazione, cercare di costruire il nuovo. Ora, l'Europa nel febbraio ultimo scorso ha emesso una direttiva europea che entro il 2033, quindi nei prossimi 10 anni, le nostre abitazioni dovranno essere almeno in classe energetica D. Questo perché il 38% delle emissioni di CO2, che poi sono le emissioni principali che determinano il buco nell'ozono, avvengono e sono prodotte proprio dalle abitazioni. Intervenire da qui al 2033 cercando in qualche modo di innalzare dalle classi G, dalle classe F, quelle più energivore, alla classe D, è un qualcosa che tu devi fare e programmare cercando di recuperare quello che esiste. Non puoi ricostruire ex novo un qualcosa ed abbandonarla perché non ha più questi standard. E di conseguenza, finché non capiamo e non entra nell'ottica di idee della politica, dell'opinione pubblica, di ogni singolo cittadino, che il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'abbattimento, come lei giustamente prima diceva, di qualcosa che non può più essere recuperato, deve diventare la priorità, e non può essere il fatto di, vabbè, allargo, ricostruisco, rifaccio, cerco in qualche modo di rimodulare, allargando anche gli spazi. Noi non arriveremo mai a quegli obiettivi che ci siamo prefissati, e pur di fronte a una riduzione significativa, perché va evidentemente detto, di quello che è il consumo di suolo di una regione come il Veneto, che resta però ai primi posti, non arriverà a quell'obiettivo di zero di consumo suolo, che è quello di cui oggi abbiamo bisogno. È un obiettivo che evidentemente le catastrofi climatiche che stiamo analizzando in questi giorni, che abbiamo analizzato nella trasmissione di oggi, ci dicono che è un obiettivo che dobbiamo raggiungere anche nel breve periodo. Perfetto, consumo del suolo. Un'altra cosa importante, lo vedevamo appunto nelle slide, il recupero delle cave e poi la rete idrica. Per il recupero delle cave anche questo sarebbe importante. Sì, ci sono tra l'altro anche finanziamenti dedicati, e c'è uno studio per esempio dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, dei Consorzi di Bonifica Italiani, dall'AMBI, che ha la mappatura del Veneto di tutte quante le cave dismesse che potrebbero costituire una rete diffusa di bacini, va bene, di raccolta delle acque, per evitare appunto da una parte la siccità, va bene, e destinare, diciamo, l'acqua piovana a usi irrigui per l'agricoltura. Sarebbe un grande fattore, eviterebbe sia le catastrofi sia la siccità, perché distribuirebbe più acqua a minori costi. La seconda questione qual è? Che l'acqua diventa sempre di più un bene scarso, anche in ragione del fatto è anche più costoso per le famiglie, perché noi paghiamo le bollette dell'acqua, il consumo dell'acqua si paga, va bene. Abbiamo di solito acque di buone qualità pubbliche, però siamo costretti a utilizzare anche le acque minerali, perché non siamo sicuri di che cosa, delle reti distributive. Infatti li riempiamo di cloro per questo motivo, per avere la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Perché è importante intervenire sulle reti distributive? Perché siamo tra le regioni, va bene, che hanno più dispersione di acqua buona, dell'acqua che viene dalle sorgenti, dunque a usi domestici, la disperdiamo nella rete. E non so che la percentuale è qualcosa come 10 punti in più della media nazionale, ma perché il Veneto, per fortuna, è stato sempre ricco d'acqua. Soprattutto nella parte montana, non avrebbe mai immaginato, però negli anni dunque gli interventi, ma il Veneto non fa eccezione rispetto alle altre regioni, perché la dispersione italiana è unica
per quantità, perché quando la media nazionale è al 42% vuol dire che quasi la metà del patrimonio idrico che noi ricaviamo dalle sorgenti non arriva nelle abitazioni, ma viene disperso con grandi problemi, anche questi comunque di inquinamento del territorio e di, come si chiama, impoverimento del territorio. E naturalmente le amministrazioni sono costrette a far pagare tra l'altro il consumo dell'acqua e l'acqua molto più... Assolutamente, infatti. Più caro alle famiglie di quello che normalmente dovrebbe fare, perché insomma... Qui adesso andiamo in pubblicità, però voglio chiedere alla regia se può mettere in onda gli interventi relativamente alle perdite della rete idrica di cui stiamo parlando, la slide in onda, dove si vedono appunto che a seconda delle province, per assurdo proprio Belluno avrebbe il 70% nel 2022, 70, sì, una parte la gocciona sulla destra più grande è proprio quella di Belluno, per assurdo, e con altri numeri importanti comunque, per esempio anche Verona 34,7 e Vicenza invece il 24,7, comunque sempre numeri rilevanti e importanti, perché perdite di questo genere fanno una sommatoria per la regione del Veneto di perdita della rete idrica molto rilevante e via via crescente nel tempo, tra l'altro. Perché non si modificano le reti, non vengono sostituite, siamo ancora diciamo, a quello che è stato fatto negli anni passati. E quindi torniamo su questi aspetti, perché poi bisognerebbe fare anche delle politiche di un certo tipo di lungo periodo, appunto non nell'immediato, per mettere la darebbe tanto lavoro agli operai edili che però già adesso non se ne trovano, e alle imprese, no, che se ne trovano. Torniamo dopo la pubblicità, torniamo insieme tra poco. Allora, ritorniamo qui, super bonus 110%, abbiamo anche la slide, ne stavamo accennando, se vuole agganciare, prego segretario Fileo. Sì, ecco, allora sì, perché avevo anticipato prima la slide degli interventi europei che ci dicono, le direttive europee, di dover in qualche modo andare verso il recupero e l'efficientamento energetico delle abitazioni e delle infrastrutture abitative, delle abitazioni che abbiamo, per ridurre quell'impatto del 38% delle emissioni di CO2. In Italia negli ultimi periodi una norma che andava in quella direzione, con un forte incentivo statale necessario, perché quando si fa per legge un'imposizione di questa natura, mi viene questo termine imposizione, ma comunque si va ad incentivare il fatto di efficientare la propria abitazione, è necessario che l'intervento pubblico ci sia per permettere anche a chi non ha la disponibilità economica di poter affrontare quella spesa imposta per legge, perché è necessaria e quindi corretta, di poter ottemperare a quanto richiesto e quindi poter accedere a questi interventi. Il superbonus 110% è stato un fenomeno che ha avuto un impatto importante sull'economia nazionale e regionale. Stiamo parlando di numeri assolutamente importanti. Il Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per numero di asseverazioni rispetto agli interventi di bonus, superbonus 110% in termini assoluti, numerici. Se andiamo a verificare il numero di interventi per tot famiglie, siamo la prima regione d'Italia, come si vede da questa slide, con ben 23 interventi ogni 1000 famiglie rispetto a una media nazionale del 14,7%. Quindi un intervento e un incentivo che aveva questa doppia valenza. La prima di andare ad incentivare, quindi con incentivo statale, una rigenerazione urbana che ci serve anche rispetto all'impatto ambientale e alla diminuzione di quelle che sono le emissioni di gas serra. Dall'altro rendere più salibri le nostre abitazioni, dando la possibilità anche a chi non ha disponibilità economiche di un certo tipo di poter fare questo tipo di interventi. L'effetto del decreto sui bonus edilizi, perché appunto accennava vitalità per quanto riguarda anche l'occupazione, perché è cresciuta in maniera significativa, nonostante ci fosse una penuria richiesta da più parti di personali dipendenti, ma lì c'era un problema perché interventi di questa natura non possono essere finanziati nel breve periodo 18-24 mesi, serviva una programmazione più ampia, però erano stati in qualche modo dati. Poi, nonostante i benefici
in termini di occupazione, di interventi che andavano appunto nella direzione del risanamento, della riqualificazione. Con il decreto 11 del 2023 il governo attuale in carica, il governo Meloni, ha voluto dare una battuta d'arresto a questo provvedimento. Facendo cosa? Facendo una roba che era il fulcro che teneva in piedi tutto il sistema, cioè limitando, rendendolo quasi irraggiungibile, la possibilità di poter avere la cessione del credito per i lavori che vanno fatti o lo sconto in fattura. Di conseguenza, siccome si parla della possibilità di poter cedere i propri interventi, e stiamo parlando, perché ho qualche dato, di media 112.000 euro di intervento su un'abitazione unifamiliare e 578.000 nel caso dei condomini, poi varia a secondo della classe energetica di partenza e dell'obiettivo finale, quindi di cifre abbastanza importanti che non possono essere in qualche modo affrontate da tutti. Con la cessione del credito d'emblée si eliminano o si escludono, mettendo quindi la possibilità di poterlo recuperare con la dichiarazione dei redditi, 8 milioni di italiani che, essendo incapienti, cioè avendo una capienza IRPEF insufficiente per poter recuperare con la dichiarazione dei redditi degli anni successivi quanto anticipato, e gli importi, come appena detto, sono abbastanza importanti e alti, si mette nella condizione di mantenere in piedi un incentivo come quello del superbonus 110%, che diventa un qualcosa per ricchi. Un qualcosa che noi abbiamo denunciato da subito, tant'è che la nostra organizzazione, insieme ai corrispettivi della UIL, della Fenea vediamo UIL, infatti l'ultima slide a questo riguardo, e a molte associazioni, il SUNIA, i rispettivi della UIL, che si occupano anche in quel caso, SICET, UIL, ma Lega Ambiente, la rete degli studenti. Abbiamo manifestato il 1° di aprile in 5 piazze periferiche d'Italia. Per il Veneto ci siamo concentrati a Torino, portando quelle che a nostro avviso sono delle proposte che dovrebbero in qualche modo entrare ed essere adottate per permettere al bonus 110%, che ammettiamo andava mantenuto e sistemato, di poter continuare a dare quelle risposte di cui abbiamo bisogno e che possono dare una risposta anche a quella direttiva europea che se no diventa difficilmente raggiungibile. In primis, le riassumo, le leggo perché sono veramente state sintetizzate in questa slide in maniera molto efficace. Dare la possibilità di avere gli incentivi solo sulla prima casa, spalmati su 10 anni, per favorire quindi la possibilità di poter recuperare quello che è stato in qualche modo speso, perché oggi la normativa dice 5, 10 da un periodo di tempo maggiore. Mettere un massimale sui prezzi per evitare le speculazioni che ci sono state, un po' perché poi viene demonizzato il 110% come solo se le speculazioni fossero state fatte nell'edilizia, ma in realtà ha riguardato un po' tutti i settori, dalla pasta al pane. Mantenere la possibilità di avere la cessione del credito per chi ha gli ISEE sotto i 35.000 euro e abita nelle classi energetiche, nelle abitazioni con le classi energetiche maggiormente energivore, quindi quelle sotto la D imposta dalla direttiva europea, e dare la possibilità quindi di poter intervenire e fare la cessione del credito soprattutto a quelle abitazioni che hanno necessità di essere messe a norma per la sicurezza antisismica, che è un problema che tante volte non viene affrontato ma che in realtà c'è e anche nella nostra regione ha la sua importanza. Queste sono le vostre richieste, sono state presentate dove, in quale tavolo di trattativa, oppure sono delle istanze che voi continuate? Sono delle istanze che noi abbiamo in qualche modo promosso e che abbiamo fatto recapitare al governo, ma che in realtà ci sono stati degli interventi, tipo la possibilità di avere in alcune aree, tipo l'area del cratere, la possibilità di avere lo sconto in credito o la cessione del credito, lo sconto in fattura per intervenire sull'antisismico, però sono state date queste robe parziali laddove il problema c'è, e quindi si va, come si diceva prima, a intervenire a fatto accaduto e non a promuovere la prevenzione. Certo. Il tempo è volato letteralmente, siamo giunti al termine. Spero di poter trattare ancora queste cose con voi perché sono estremamente
purtroppo di attualità, ma molto importanti come sensibilizzazione e anche informazione per i cittadini. E infatti, grazie Emilio Viafora, segretario regionale del Sunia, di essere venuto qui con noi. Grazie a Francesco Andresani, segretario generale Fillea CGL, lavoro legno edilizia e altre attività estrattive. Grazie ancora, grazie allo spazio dello SPCGL del Veneto. Ricordiamo naturalmente tutti gli sportelli sono a disposizione, prenotatevi per avere tutte le informazioni necessarie. Poi naturalmente avete visto anche il sindacato della CGL nelle sue varie configurazioni dà assistenza ai cittadini in tutti gli ambiti. Detto questo io vi lascio, buon proseguimento, la puntata naturalmente la potete rivedere oltre che in replica anche nel nostro sito internet. Buon proseguimento, arrivederci.